È un abbraccio che vale più di 1000 parole, quello tra la dottoressa Silvia Orazio e Andrea Miglioranza, papà di Elena, la sedicenne che domenica è rimasta gravemente ferita nella caduta durante una gara ciclistica a Bavaria di Nervesa della Battaglia. Dopo giorni di apprensione, la giovane è stata finalmente estubata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cafoncello. Scusate un attimo, ma no, è stato molto emozionante. Niente, non so neanche cosa dire essenzialmente, perché adesso sì, io l'ho lasciato domenica che è partita per quella gara. Scusate. L'ultima cosa che immaginavo era di vederla qui in ospedale, ed oggi vederla sveglia che con fatica diceva le sue prime parole. Un passo avanti. Un risveglio reso possibile proprio grazie al pronto intervento dell'anestesista del 118, che quel giorno non era in servizio, ma non appena sentito da casa il suono dell'ambulanza ha capito che qualcosa non andava, non ci ha pensato 2 volte ed è corso sul posto assieme al marito infermiere. Non sono un'eroina, ho fatto il mio dovere, dice. La catena del soccorso ha funzionato alla perfezione. Chi era lì ha detto bene, che era non rispondeva. Quindi dall'altra parte hanno capito subito che un trauma che non risponde è grave, e quindi è stata mandata l'automedica di Montebelluna, l'ambulanza di Montebelluna, l'elisoccorso di Treviso. Da soli non si va da nessuna parte, io da solo non avrei fatto nulla se alle spalle non ci fosse stato tutto questo percorso. I miei colleghi dell'elisoccorso che sono arrivati mi hanno aperto lo zaino, mi hanno detto di cosa hai bisogno. È un lavoro di squadra e i cittadini, e questo è il bello, fanno parte di questa squadra. Fin da subito papà Andrea ha espresso il desiderio di poter ringraziare quella che lei definisce un angelo. Io la vedo come l'angelo nella diciamo casualità, trovare una persona così competente nelle vicinanze, non so, forse c'era qualcuno lassù. Un ringraziamento che la dottoressa Orazio allarga a tutti coloro che quel giorno hanno contribuito a salvare la vita di Elena e lancia per questo un messaggio. Che il loro ruolo non è un ruolo marginale in un evento come un incidente, ma anche come un arresto cardiaco. Quando qualcuno sta male, accorgersi di quello che sta succedendo, chiamare subito i soccorsi, dire bene quello che succede, no? Non inveire come fanno a volte contro l'operatore pensando che le domande facciano perdere tempo. Le domande sono importanti per capire quanto grave è la situazione e chi mandare.